Buongiorno da Gemona del Friuli, siamo qui nella località Piovega per la 13ª Chiaminade di Sante Lucie che la locale associazione Bordi Plovie, di cui io sono il presidente, organizza nell'ambito dei festeggiamenti di Santa Lucia. Accanto a me ho l'assessore Marina Londero, ho i rappresentanti della FIASP nazionale, il presidente Giuseppe Colantonio e il vicepresidente. È anche presente l'intero consiglio della FIASP. Passo la parola all'assessore per un breve saluto. Sì, buongiorno a tutti, benvenuti qui a Gemona del Friuli. Come diceva il presidente Sergio Mardero, siamo tipicamente a Gemona, è una giornata tipicamente gemonese, un po' uggiosa, ma comunque siamo qui molto presenti, siamo in tanti. Io porto il saluto dell'amministrazione comunale di Gemona del Friuli, ma soprattutto del sindaco Paolo Urbani, il quale sostiene da anni e continuerà a sostenere questa manifestazione organizzata dall'associazione del Borg di Plovie. Che dire, Gemona è la città dello sport per eccellenza, per cui abbiamo e avremo sicuramente un occhio di eccellenza, uno sguardo particolare per queste manifestazioni che vengono svolte interamente e organizzate dalle associazioni che sono qui appunto per questo a ringraziare. Grazie mille. Ecco, riprendo la parola e passo il microfono al presidente nazionale della FIASP. Grazie Sergio, grazie Assessore. Tutto il Consiglio federale della FIASP è veramente contento di essere qui, di aver fatto un consiglio anzitutto nazionale e di essere venuto qui a vedere, a partecipare a questa manifestazione internazionale che è la vostra marcia di Santa Lucia, quindi siamo contenti comunque di poter vedere anche tutta la vostra organizzazione, sia del gruppo sportivo da te presieduto che del comitato provinciale FIASP di Udine, che è uno dei comitati di eccellenza nel panorama italiano, eccellenza per proposte, eccellenza per organizzazione. Vi porto anche i saluti di tutto il Consiglio internazionale della Federazione Internazionale degli Sport Popolari, che per l'occasione non è qui ovviamente, però segue con molto interesse tutto il panorama italiano. Assessore, dica pure al sindaco di credere in queste cose, noi proponiamo dello sport e del relax nel territorio, quindi è una cosa molto importante. Ho visto che passerete vicino alla torre ricostruita dopo il terremoto e dateci questi messaggi di vedere le vostre cose sempre più belle. Grazie Sergio, grazie Assessore. Grazie. Passo quindi la parola al vicepresidente. Grazie. Comunque intervengo fondamentalmente come vicepresidente della Federazione Europea, proprio per il fatto che è una federazione che avvicina tutti i popoli d'Europa nella frase l'Europa che cammina, proprio allo scopo di aumentare la fratellanza e l'amicizia. Siamo quindi molto contenti che esista questo grande spirito europeo del camminare, e a nome del Presidente dell'Europa faccio i migliori auguri per l'uscita della manifestazione di tutto il movimento europeo. Grazie. Il Duomo, che è qui alle nostre spalle, è uno dei più insigni monumenti medievali della regione. È stato costruito nel corso del primo millennio e agli inizi del secondo millennio ha avuto ulteriori ampliamenti.
Al 1290 risale il primo intervento sulla facciata che oggi vediamo, completato con un intervento ulteriore negli anni 30 del 1300. Caratterizzato da alcune importanti sculture come quella di San Cristoforo, alta 7 metri, un gigante rappresentato mentre trasporta sulle spalle il bambino Gesù, il grande rosone centrale in alto che è un'opera magnifica di ingegneria e di grazia, poi le storie dell'Epifania al centro con la Madonna e il bambino sulle ginocchia al centro della composizione, i re magi alla sinistra di chi vede, di chi guarda, che arrivano a portare i doni al piccolo neonato, e alla destra di chi guarda sempre i re magi che nel sogno sentono il suggerimento di un angelo che li invita a non tornare da re Erode, che voleva sapere dove era il bambino per andare praticamente a liquidarlo, e quindi a tornare a casa loro dall'altra strada. È un monumento molto importante, è stato parzialmente distrutto dal terremoto del 76, ma completamente ricostruito, come il campanile alto 50 metri che gli sta accanto. Siamo qui al primo ristoro della Chiaminade di Sante Lucie. Ho vicino a me il rappresentante del Consiglio federale nazionale e vorrei chiedere alcune impressioni. Io abito a Cremona, faccio parte del comitato provinciale di Piacenza, abbiamo il Po che ci separa e ero curiosa di venire a Gemona perché io mi ricordo la data del 6 maggio 1976 e ho ancora presente il lampadario che si muoveva e non riuscivo a rendermi conto di che cosa stava succedendo. Sto facendo il percorso breve e mi piace molto. Vi ringrazio dell'ospitalità e speriamo di rivederci. Sono Dario Vettolato, consigliere nazionale, vengo da Padova. In Friuli c'ero già stato anni fa per altre manifestazioni, non a Gemona. Per quanto riguarda le manifestazioni, i percorsi ovviamente sono stupendi e credo che abbiate poco da inventare con dei percorsi così belli. Grazie. Siamo veramente arrivati alla conclusione di questa giornata e di questa Chiaminade di Sante Lucie. Non poteva mancare una degna conclusione senza due parole del sindaco che ha anche fatto, mi pare, la marcia. Passo il microfono a Paolo Urbani. Grazie, devo dire è un appuntamento tradizionale che però si rinnova ogni anno con questa marcia non competitiva a cui ho partecipato volentieri quest'anno, anche perché vedere, io credo, Gemona e soprattutto oggi il nostro castello da diverse angolature camminando piano piano credo che sia veramente una cosa eccezionale. Peraltro la manifestazione si inserisce in un contesto più importante che è quello di fare di Gemona la città dello sport e del benestare e quindi credo che sia veramente una piacevole giornata di sport ma adesso anche di gastronomia.
Grazie a tutti di aver partecipato a questa 13ª Chiaminata di Santa Lucia e ci rivediamo al prossimo anno. Auguro a tutti buone festività. Buongiorno a tutti, sono Armando Ancona, il presidente del gruppo Marciatori Cervignano. Prima di tutto mi unisco anch'io ai complimenti doverosi per gli spettacolari paesaggi di oggi nella marcia di Gemona, dopodiché ovviamente con grande piacere invito tutti gli appassionati runners e camminatori alla marcia longa che il mio gruppo organizza per domenica prossima a Cervignano. Siamo arrivati alla 24ª edizione della Dicembrina Cervignanese, i percorsi sono i classici 6, 12 e 21, segnalo che la partenza è dallo stadio nuovo presso il Palazzetto dello Sport e il percorso è particolarmente adatto anche a famiglie, camminatori e a chi porta i passeggini pur che con i ruotoni. Quindi vi do appuntamento a tutti domenica, arrivederci e grazie.